Un benvenuto a tutti gli amici di mattoscacco.com. Oggi vediamo una video lezione che spiega, almeno una partita commentata, che spiega come poter concretizzare il vantaggio. Molte volte ci ritroviamo ad avere un vantaggio di spazio, un vantaggio di posizione, un vantaggio di materiale, ma non sappiamo come sfruttarlo. Anche un semplice vantaggio di spazio o di un semplice pedone in più può rivelarsi fondamentale. Infatti questa partita il bianco è riuscito a sfruttare il vantaggio di un semplice pedone a suo favore, nonostante era veramente molto difficile riuscirci, poiché la posizione era quasi pari, anzi al posto suo qualcuno di noi avrebbe sicuramente pattato. Allora, la partita è tratta da un campionato russo del 1979 tra due grandi maestri. Analizziamo la posizione. Allora, D4, cavallo F6, C4 E6, si sta andando a creare una ninja indiana, G3, alfiere B4 scacco, queste sono mosse prestabilite. A questo punto si para o con cavallo C3 o con cavallo D2. C5, secondo Fritz la migliore continuazione dopo alfiere B4. A3. Ora, andare a ritirare l'alfiere in A5 per poi magari metterlo in B6 o in C7 sono veramente mosse inutili che fanno perdere molto tempo. Quando il nero decide di fare uscire subito così l'alfiere camposcuro, vuol dire che è predisposto al cambio, quindi il nero deve anche cambiare questo alfiere senza aver paura, nonostante per ora la sua posizione di pedoni E6 e D6 creano l'alfiere camposcuro veramente più forte rispetto a quello chiaro. Perciò andare a cambiare l'alfiere camposcuro, diciamo che non è il massimo. Tuttavia, in questa posizione è sicuramente la mossa migliore. Ora, andare a catturare con l'alfiere rende possibile questa mossa che non è molto buona per il bianco. Perciò si è costretti a catturare con la donna di 2. Pedone per, e ora anche qui andare a catturare con la donna sarebbe un errore, poiché permetterebbe comunque al nero di guadagnare tempi. Perciò cavallo F3 sicuramente la mossa migliore, e B5. Il nero a questo punto propone un gambetto di dubbio valore, assolutamente di dubbio valore. Ovviamente ha spinto il pedone B per permettere la fuoriuscita dell'alfiere in B7. Tuttavia una semplice mossa come per esempio D5 sarebbe stata più efficace. Ma continuiamo con le mosse della partita. Accetta il gambetto, alfiere B7, tutto secondo i piani, donna per D4, donna A5 più. Allora, a questo punto il nero, sin da quando aveva spinto il pedone in B5, aveva calcolato questa successione di mosse e ora dopo alfiere di 2 si sarebbe ottenuto la parità di materiale. Per ora ricordiamoci che grazie a questo pedone sacrificato il nero è sotto e purtroppo il nero non ha visto questa continuazione. Donna B4. A questo punto il pedone in B5 è difeso e non resta altro che cambiare. Quindi se andiamo a contare i pedoni, notiamo che il nero è in svantaggio numerico. Quindi il bianco preferisce creare addirittura 3 pedoni sulla stessa colonna e mantenere il vantaggio di pedoni, perché sapeva che questi l'avrebbero aiutato a vincere nel finale. Inoltre, il fortissimo pedone in B5 evita che l'alfiere possa andare in queste posizioni, che il cavallo possa uscire in A6 o in C6, insomma, immobilizza, scusate, un po' la posizione del nero. L'unica cosa che resta, l'unica cosa intelligente che resta da fare al nero è quello appunto di liberarsi. A questo punto il cambio obbligatorio e il nero cerca di svilupparsi con cavallo per A6.
alfiere D2 andando a proteggere il pedone B4, cavallo E4 cercando il cambio, B5 contrattacco, cavallo C7 che va a minacciare il pedone, mossa intermedia di cambio di torri e alfiere B4. Il bianco preferisce non far arroccare l'avversario, ma sacrifica il pedone in B5 che ormai possiamo dire che era andato. Quindi alfiere B4, cavallo per B5, alfiere G2, la prossima mossa ovviamente sarebbe l'arrocco e il nero ha fretta di cambiare uno degli alfieri nemici, perciò gioca cavallo G5. Con questa mossa però perde tempo. Sarebbe stata molto più provvidenziale giocare D6 seguita da re D7 con la fuoriuscita di torre. Invece così va a perdere tempi preziosi con cavallo G5. A questo punto cavallo H4, cambio, cavallo E4, F3, cavallo F6. A questo punto l'arrocco non serve più a niente, dato che i pezzi in gioco sono veramente molto pochi, perché non far uscire subito il re al centro, poiché da G1 ci avrebbe impiegato più tempo per uscire al centro. D6, ora solo il nero si presta a fare questa mossa, torre A1, andiamo a controllare la colonna, ovviamente segue l'infilata di torre A8, perciò il re deve andare in settima traversa, re D7, cavallo E3, torre B8 per evitare qualsiasi tipo di entrata di torre e attaccare anche RGX dall'alfiere, re D3. Ora il vantaggio posizionale del bianco è veramente minimo. I pedoni sono gli stessi, perciò il bianco, nonostante il vantaggio di posizione, ma molto, veramente molto, come possiamo definirlo, molto leggero come vantaggio, deve riuscire appunto ad andare in posizione superiore. Vediamo ora che piano escogiterà il bianco. Allora, ora la mossa tocca al nero. Ritirata quasi incredula del cavallo, in teoria questa ritirata ha lo scopo di andare a riportare il cavallo in E7 e poi in C6 per andare a catturare l'alfiere camposcuro. Cavallo C4 andando ad attaccare il punto D6, alfiere E7, torre D1 attaccando a raggi X il punto D6, F6, F6 e 4, D5, cavallo E3, cavallo C6, nero è riuscito nel suo intento, alfiere C5 e D4. Ora continuiamo con cavallo C4 e 5, il nero ha disposto tutti i pedoni sul nero e il bianco ha l'alfiere camposcuro. Continuiamo con re, no scusate, allora tocca al bianco F4 cercando di smantellare questa catena di pedoni, re E6, ora torre A1 ovviamente con l'intento di andare in A6 e creare una bella inchiodatura. Torre A1, cavallo in C7 ovviamente che impedisce alla torre di entrare in A6, alfiere D6, qui il bianco sta giocando veramente molto bene, mossa inutile con scacco in B3, re in C2, la torre torna in B7 per difendere il cavallo.
torre A4, G5. Ovviamente andare ora nella Casa Bianca non avrebbe portato molti vantaggi, ma è meglio cambiare i pezzi. E attenzione ora il colpo di scena con B4. Era da molto tempo che praticamente il bianco stava cercando di preparare questa spinta del potente pedone isolato e libero B4, che sarà poi la chiave di vittoria del bianco. H5, Re B3, D3. Anche il nero cerca di andare a promozione, tuttavia non ci riuscirà, poiché dopo questa posizione possiamo dire che il bianco è andato in vantaggio. B5, eccetera. Infatti è stato calcolato che qui a questo punto il nero abbandonò, ma dopo una serie di calcoli si vede che comunque per il nero non c'era alcuna possibilità di scamparsi, di scampare da questa promozione del pedone in B5.